in Europa ogni 100 km di autostrade ci sono 32 centraline di rifornimento per mezzi elettrici. In Italia sono 12, in Veneto sono 2 ogni 100 km. In Veneto ci sono poche stazioni di ricarica, ecco perché da noi le auto elettriche stentano a decollare. Ed ecco anche perché Veneto Strade ha partecipato, per conto della Regione Veneto, al progetto Interreg Alpine Space Emoticon, creando una mappatura dettagliata di tutte le centraline attive o in progettazione. L'utente, l'automobilista che ha la macchina elettrica, col proprio cellulare può creare il percorso che deve fare, vedere quante centraline ci sono, ma non solo, se le centraline sono libere o occupate, se si tratta di centraline fast, cioè veloci, o slow, cioè quindi lente, il tipo di presa che c'è, tutti i dati che gli sono necessari per poter fare rifornimento. Se la mappa serve agli automobilisti per conoscere dove si trovano le centraline di ricarica per le auto elettriche, servirà al contrario alle amministrazioni pubbliche per sapere dove non ci sono le centraline e ci vorrebbero. Regione Veneto anche 3 anni fa con il PNIRE, che è il Piano Nazionale delle Ricariche Elettriche, abbiamo fatto un bando aperto a pubblico e anche a privato dove il Ministero metteva a disposizione 2,5 milioni e bisognava cofinanziare con risorse degli enti locali o del privato. Di quei 2,5 milioni abbiamo ancora 1,5 milioni disponibili che non sono state assegnate perché le richieste e le domande sono state inferiori. Adesso stiamo in procinto di riprodurre, di ripubblicare un altro bando e sono convinta che questa volta le risorse le esauriremo tutte.